Se sblocchiamo la TAV, l'alta velocità, significa che riusciamo veramente a imporre anche ai nostri governanti l'esigenza delle infrastrutture e poi tutto il resto viene a catena. Il neonato Comitato Veneto Sitav scende in piazza a Verona. I numeri sono inferiori alle aspettative, ma intanto, dicono gli organizzatori, il messaggio è lanciato ed è quello che vede nella TAV l'emblema delle nuove realizzazioni infrastrutturali di cui ha bisogno l'economia della regione. La TAV è il paradigma di un'Italia che vuol crescere contro chi invece predica la decrescita o l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Mino Giachino è stato tra gli organizzatori della manifestazione che a Torino ha portato in piazza 40.000 persone, un movimento che si vorrebbe ricreare anche in Veneto, dove l'attenzione è puntata sulla Pedemontana, il Mose e la tratta ferroviaria Verona-Brennero. Se non c'è sviluppo non si combatte nemmeno la povertà. E non c'è sviluppo senza infrastrutture. Noi temiamo che il governo lasci andare certe opportunità che invece all'estero sono già ormai di fatto delle realtà e quindi rimaniamo indietro come sistema economico. E allora gli artigiani, gli agricoltori, i commercianti, la politica, tutti quanti devono essere favorevoli a questa benedetta TAV, allo sviluppo. Abbiamo figli e nipoti, capisci? Quindi siamo qua per loro. Abbiamo bisogno di infrastrutture veloci che non inquinino, meno del trasporto su ruota, e di lavoro soprattutto, e quindi vogliamo difendere il nostro futuro dicendo sì TAV. Il Comitato Veneto Sitav intende unire imprenditori e sindacati, amministrazioni locali e società civile, ma inevitabilmente il dibattito si fa anche politico. C'è una parte del governo, il Movimento 5 Stelle, che sa dire solo di no, noi invece siamo per il sì e per quello siamo qui oggi a Verona dopo essere stati già a Milano e a Torino. Un governo che decide di condannare l'Italia alla decrescita, destinando agli investimenti, alle infrastrutture solo lo 0,2% del PIL, è un governo che non si rende conto che la manovra è sbagliata. Polemiche politiche dalle quali si sgancia il sindaco di Verona Federico Sboarina, che però condivide i motivi della manifestazione. Non ne faccio una distinzione politica di governo, io dico che queste infrastrutture sono fondamentali per il nostro territorio e questo noi chiediamo per i nostri cittadini e per le nostre imprese.